Che ve posso ammazzare? Manco il ciclone di mio padre ha iniziato stanotte per ferma. Avete acceso tutti questi cammini. Perché pure questo è riacceso. Ma ormai, dico, qualche cammino ci deve stare là. Non sono stato avanti, sta dietro. Può darsi che c'hanno freddo, sì. Come a Collemare, mo che gli dici, non c'hanno dei più pochi. Io sapevo che prima o poi questa indagine, con l'arrivo del freddo, non si poteva fare più. Non si sarebbe potuta fare più. Poro. Mi guardo intorno, sono tutti migliori di me. Povero me. Questi sono terroristi. L'America va colpita in America, no che viene a rompere i coglioni qua. Un quarto di sera lunedì che è stato così. Usa spento quello di Bregoni. È passata Cleopatra e la viola. Ma che devo? Questo è Franceschino che la sera brucia la rimanenza dei ballini di cemento, dei cartacei, invece di pagare la tetto urbana, non lo so, o di usufruire se è già pagato, va giù e getta e arde, tutta l'immondizia la butta giù. Altrimenti è creata allarme, queste cose devo dirlo, perché io già l'ho avvertito e non mi ha dato risposta. L'ho fatto avvertire dal cugino e da Zipe, non ho avuto nessuna risposta. Allora io gli ho dato 20 minuti
anche di più di tempo. Quanti cazzo di scatoloni stanno bruciando? Non credo che la osservazione è stata fatta mezz'ora fa, no? Dopo rivedremo. Adesso sono 6:15. Quanta merce è venduta oggi? Ma poi la merce, ma è possibile che da su quella va a bruciare giù? Perché allora se dovesse bruciare, brucia lì in un angolo. Oggi ha piovuto, ha smesso poco fa. Ha piovuto stanotte, ha piovuto ieri, ha piovuto l'altro giorno. Che erbaccia è quella? È inutile che sta arrivando, mica posso arrivare ora io. È più di mezz'ora, ecco. Stamattina c'è stato dall'altra parte. E anche il primo pomeriggio. È un vulcano, saltiamo in aria tutti quanti.